Al termine di una giornata convulsa, ieri sera è arrivata la notizia di un piano di aiuti statali per Carige. Il messaggio oggi per i vostri clienti, piccoli risparmiatori, che poi costituiscono la stragrande maggioranza della clientela, qual è? Di grande tranquillità, di grande serenità. In verità la banca anche in precedenza non aveva particolari problemi sulla patrimonializzazione. Noi in questo momento, con le notizie che sono arrivate ieri, con la garanzia dello Stato sull'emissione di debito a medio-lungo termine, abbiamo la possibilità di continuare il lavoro che stanno facendo i nostri commissari, che sono il Presidente Modiano, il precedente Presidente Modiano, il precedente amministratore delegato Fabio Innocenzi e il professor Lenner, che è un avvocato professore alla LUISS di Roma, per la conclusione del piano strategico che ci sarà entro la fine di febbraio, e soprattutto lavorare con grande tranquillità, serenità, lavorando sui crediti deteriorati, quindi sull'attività di de-risking, lavorando sulla revisione delle condizioni del prestito subordinato che è stato emesso e sottoscritto sostanzialmente dal sistema nelle scorse settimane, e predisponendo, quindi lavorando su tutte le opzioni per il rilancio in particolare della banca. Questo ci tengo soprattutto a dare questo segnale, che è quello del rilancio, di una grande normalità, della nostra presenza, del lavoro di tutti i giorni, della banca di tutti i giorni che c'è con le nostre filiali, con le persone che vengono da noi, alle quali noi ci accostiamo per dare soluzioni, risolvere problemi, finanziare i loro progetti e gestire il risparmio, ovviamente, che è in questo momento ovviamente la cosa più importante. C'è il grande tema sullo sfondo dell'eventuale ricapitalizzazione, ipotesi che viene vista come futuribile da parte dello Stato, c'è l'eventualità di una ricapitalizzazione da parte dei soci. Voi questo passaggio come lo vivete? Ma come ha detto lei, mi permetterei solo di dire addirittura, anziché futuribile, del tutto ipotetico. Ecco, noi lo viviamo come il fatto di avere una grandissima rete di protezione, ma non ci pensiamo. Ecco, noi lavoriamo come ho detto prima, quotidianamente con i nostri clienti, sì, oggi ancora di più sapendo che questa grande tranquillità ha anche questa rete.